Abbiamo visto c'erano le forze dell'ordine con un gommone anche perché il seminterrato è tutto allagato. Poi oggi abbiamo visto 2 morti nell'arco di una settimana e ci fa un po' preoccupare. 2 cadaveri in una settimana, 2 uomini senza vita e senza un'identità, in uno stato di decomposizione tale da non avere più neanche un volto. Al momento non si sa né quando né come siano morti. I loro corpi sono stati scoperti qui da polizia e vigili del fuoco, in via Carducci a Marghera, in questo scheletro di cemento vecchio almeno 20 anni di un palazzo mai completato, il cui piano interrato è completamente sommerso d'acqua. Uno strato d'acqua nera, impenetrabile, che non si sa quali altre macabre scoperte possa riservare. Oramai avvolto e nascosto alla strada da una fitta vegetazione selvaggia, questo rudere è stato via via sede di sbandati di vario genere che di volta in volta lo hanno eletto a proprio domicilio, spesso sgomberato dalle forze dell'ordine e tornato altrettante volte a popolarsi, come testimonia il sentiero che conduce all'interno, segno evidente di un tragitto che continua ad essere percorso. Sui 2 morti indaga la polizia, in uno scenario di squallore e indigenza che suscita inquietudine in chi vive a poca distanza da qui. Noi in linea d'aria abitiamo a 300 metri dietro, sinceramente, ai figli, ai nipoti, cioè è una situazione anche perché non è una zona degradata, cioè c'è un centro commerciale. Siamo passati tante volte, c'è stato un periodo in cui c'era anche una roulotte parcheggiata qua e ci venivano a rubare sulle case, poi la roulotte è stata spostata, però hanno abbandonato completamente tutto. Tutti gli scenari sembrano rimanere aperti, malori, caduti accidentali di qualcuno che qui viveva o forse aveva scelto questo luogo solo come riparo provvisorio, ma non si può escludere neanche la morte violenta, magari una rissa, un regolamento di conti. Probabilmente tutto può essere in uno scenario di degrado che diversi residenti chiederebbero di estirpare alla radice, magari partendo da uno sfalcio del verde che al momento nasconde ciò che accade in questo stabile, nonostante si affacci su una strada trafficata. Di sera c'è sempre qualche individuo un po' ambiguo che gira, però arrivare al punto di, di dire dei morti, nonostante ci sia molta forza dell'ordine, anche l'esercito che gira, su questo bisogna dar atto, però anche se passano con le macchine in una situazione così non si vede niente.